O Vangelo secondo Giovanni, capitolo 9. A guarigione lo ciega. Gesù, passando innanzi al Tempio di Gerusalemme, vedette un'uomo che era ciecato, a quando era nato. Tutti i discepoli suoi ricettano danno a Gesù: Maestro, se questo uomo è nato ciecato, chi ha peccato? Questo o padre e la mamma sua? Non è stato né esso e né i parenti suoi che hanno peccato. Che è successo invece perché si potesse mostrare davanti a tutta la gente, tutta la potenza di Dio per mezzo suo. Zino a quando ci sta la luce del giorno, io oggi fa tutto quello che mi ha comandato il padre mio, che mi ha mandato qua. Quando poi viene la nottata, nessuno può fare più niente. Io, zino a quando sto rindo a sto mondo, a già essere la luce di questo mondo. Dopo che avete queste parole, Gesù si accostava a chi luce cade, sputava in terra, facendo un po' che il suo con la sputazza sua, ammascata a terra e a mettete in coppa all'occhio chi luce cade, poi la ricetta. Mo vatta a lavare in da piscina silo. Chi le subito dietro là, si lavava l'occhio con l'acqua e tornava a rete che non ci vedeva. Tutte le vicine sue e tutti quelli che lo conoscevano l'avevano vista pezzendiare e si mettevano a dire: ma chissà, non è chi lo pezzente che stava assettato in terra? Coppe grare lo tempio e chiedeva l'elemosina. Certi rispondevano: sì, è proprio disse. Ad invece dicevano: no, ma è uno che ci rassomiglia assai. Ma chi che era stata ciecata, a quando era nata, ricetta: sì, so proprio Dio. Tutta che la gente si accostava a essa e lo spiavano: ma com'è che mo non si è più ciecata? No, ma che tutta la gente lo chiama Gesù, ma ha fatto un po' che se me l'ha schierato in coppa all'occhio. E poi Maritta, vatta a lavare in da piscina silo. Io ci sono chiuso, ma giù lavato e sono tornato a casa e ci vedo buono. Ma mo, dove stai chi stomaco? Le ricette tutte che la gente. Non lo saccio, rispondette chi che era stato ciecato. I farisei fanno indagini con quello miracolo. Subito afferrarono chi che era stato ciecato o strascinai innanzi ai farisei, perché pure loro non sapeva chi lo ciecato, come avesse fatto in vedere. E chi lo ciecato rispondette a loro dicendo: ma mi sono pochi zosi in coppa all'occhio, mi sono lavato in da piscina e mo ci vedo buono. Ma il giorno che Gesù aveva fatto quella cosa, aveva fatto rapire l'occhio a Chilla, era un sabato. E subito certi farisei ricettano: chi stoma certamente non viene a Dio, perché non lavoresce il sabato. Altri farisei invece dicevano: ma come fa poi? Uno che è un peccatore fa un miracolo così grosso. Nando a suo fatto, tutta la gente non pensava più alla stessa maniera. E stesso danno chi li farisei chiamavano una volta in mezzo a loro chi che era stato ciecato alle ricettano: ma tu che ne pensi? E chi stomma che ti ha raputo l'occhio? E chi si rispondette a loro dicendo: per me certamente è un profeta. Ma i capri farisei non volettero credere a Chilla. Prima era stato un ciecato e mo ci vedeva buono, zino a quando non mandano a chiamare mamma o padre suo. Quando chi si presentava innanzi a loro, chi li farisei le ricettano: chi sto figlio vostro che voi dicete che è nato ciecato? E mo, faceteci capire pure a noi, come ha fatto a vedere. Noi vi potremmo assicurare che questo figlio nostro, rispondette chi ne paura padre e mamma, e potremmo pure attestare che è nato ciecato, ma come ha fatto, mo a vedere, noi non sappiamo dicere, e non conosciamo manco chi è stato chi che ci ha fatto rapire l'occhio, perché non lo spiata essa, ormai è una età, e può parlare per conto suo. Dicettano così perché avevano assai paura dei giudei, perché i giudei avevano fissato che se uno avesse riconosciuto Gesù come Messia, sarebbe buttato fuori subito dalla sinagoga. E proprio per questo, o padre e mamma che lo ciecato ricettano a loro, tenaità a dimandare la essa. Stessa tanto mandano a chiamare la seconda volta chi era stato ciecato e le ricettano: da gloria a Dio e dice la verità innanzi a Dio, perché noi sappiamo che chi stomma che ti ha raputo l'occhio è un peccatore. Se chi è un peccatore o no, io non posso accedere, rispondette lo ciecato, ma una cosa è certa, i primi era ciecato e mo ci vedo buono. Ma chi è stato chi che ti ha fatto rapire l'occhio e come ha fatto? Le spiane è nata volta, ancora più arraggiate che li farisei. L'ha giurito poco fa e non mi avete voluto stare a sentire. Perché mo vi volete sentire un'altra volta? Volete andare pure voi discepoli suoi? E stesse danno tutti chi li farisei niente ne fatanzie e le ricettano: se tu non discepoli suoi, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che Dio ha parlato a Mosè, ma questo Gesù noi non lo sappiamo proprio per niente. Non sappiamo né chi è, manca chi sta rovendo.
Ma proprio questa è la cosa bella, ricetta a loro cecata. Voi non sapete chi è e non sapete manco chi sarà rovene. E con tutte queste, chi sa fatta rapire l'occhio a me? A che mondo e mondo non si è mai intesa ricere che un peccatore avesse raputo l'occhio a uno che era cecata quando era nata. Se chi stomma come voi ricite, non venisse a dire, ma volete spiegare mo come ha fatto sto miracolo? Perché voi sapete buono che Dio non sta mai a sentire uomini che sono fame, perché Dio sente solo quelli che lavoriscono nome suo e fanno sempre volere suo. Ma come, tu che sei nato in tuo peccato, ma volessi fare ma sta a noi? Le ricette sempre più arrangiate che gli farisei. Poi, a cavaci a paccara, o buttavano fuori a rinda che la casa di Dio. Io amminacciare tutti quelli che avessero accettato a riconoscere Gesù come uno mandato a Dio. Avremmo fatto tutto quanto a stessa fine che lo cecato. Saremmo stati buttati fuori a rinda la sinagoga loro. E vero cecato. Gesù poco dopo incontrò quello che era stato cecato e quando sapette pure che era stata cacciata fuori a rinda la sinagoga la ricetta: tu credi in tuo figlio l'uomo? Signore, mostra a me e io metto a credere in essa, rispondette quello. Tu l'hai veduto già, sta proprio qua innanzi a te. E quello che parla con te, le ricette Gesù. Chi le si butta che la faccia in terra, innanzi ai piedi suoi e scramai: Signore, io credo in te. E Gesù stessa dando ricette. Io sono venuto per mettere un mondo innanzi al giudizio, così tutti quelli che non ci vedono potessero vedere, e tutti quelli che si credono che vedono a diventassero cecati. Tutti quelli farisei che stanno attorno a esse si dettono che queste parole sono le ricette, ma che volesse dicere, che siamo cecati pure noi. Se fossero cecati, rispondette allora Gesù, voi non ne visto nessuna colpa. Ma proprio perché voi state dicendo, noi ci vedremo buoni, o peccato vostro così è diventato assai più grosso.